Buongiorno a tutti. Oggi volevo fare giusto due considerazioni così al volo sulle ultime tendenze in fatto di comunicazione, tra virgolette, e marketing. Non so se avete notato, ma dilaga la moda di questi influencer di mostrare, di farci conoscere dei locali dove si mangia tantissimo e a poco prezzo. Poi magari nel video successivo ci mostrano anche le tecniche per il dimagrimento, come perdere 10 kg in un mese, cose assai improbabili. Insomma, un po' stufato questo modo di fare, perché comunque prima o poi la bolla scoppierà, cioè non è modo di comunicare, non è modo di mostrare la propria azienda. Cioè, se davvero siete convinti che questo sia il modo giusto, secondo me state prendendo un granchio. Se non avete un vostro sito, una vostra pagina, i vostri social curati bene, cioè non potete pensare che quell'influencer poi vi porti tantissime persone nel vostro locale, perché la stessa cosa che fa per voi la fa per altre 10, 20, 30 persone. Sempre la stessa cosa, sono alla ricerca di visualizzazioni e click, non ne frega niente di pubblicizzare la vostra azienda e voi ovviamente, certo, presi dalla moda, ci cascate, però cioè, francamente hanno un po' stancato. Forse è giunto il momento di dare una sterzata anche a questo modo di comunicare.